Solo nella nebbia i miei passi sulla sabbia, le orme si posano e poi fuggono rapite da un sussulto. In un attimo ciò che dirada lascia intravedere la riva. Il cielo è chiaro nella sua oscurità, punti bianchi turbano la quiete della mia mentalità. Gli occhi brillano allo sguardo della luna, con lei posso parlare e raccontarle la vita, anche se già la conosce, la sua saggezza infinita. La pace e la calma del mare dopo la tempesta, e in quell'attimo scompare tutta l'amarezza. In quell'attimo che appare la chiarezza di una svolta, purezza nel pensiero come per la prima volta. Immagini distorte mostrano la vita corta, prenderla con calmo forse è meglio che corra. Chiudo gli occhi, ci penso ma mi addormento un'altra volta. E in quell'attimo prima di dormire, ciò che tengo più nascosto vuole uscire. E in quell'attimo prima di dormire, tutta la vita mi passa avanti e vuole dire che tutto quello che faccio è in discussione. Cosa importante realmente se spesso faccio confusione. Siamo complessi, pochi amplessi, rincorriamo successi, amiamo farci fessi tra noi stessi. Mentirsi non serve, quello che serve è il sentimento. Senza quello qualsiasi progetto resta sopra il piedistallo. Con tutto il suo imballaggio, il mio unico tatuaggio rimane dentro l'anima, mostrare come sono in tutta la sincerità. In un mondo che non vuol saperne dell'integrità, resto mente folle perché fuori dalle regole, casa senza tegole, dove dentro piove grandine. E in quell'attimo prima di dormire, ciò che tengo più nascosto vuole uscire. E in quell'attimo prima di dormire, tutta la vita mi passa avanti e vuole dire che tutto quello che sento è per me importante. Abbiamo tutti personalità più diverse per essere in pace con se stessi e con gli altri. Sforzati di capirti, fermati a contemplarti. Dove stai andando? Cosa stai facendo e pensando? Ti domandi ma il motivo? A volte la risposta è la risposta ai tuoi problemi. I tuoi sogni ti parlano, sono l'unico mezzo che te stesso ha per ascoltarsi, non fermarsi alle apparenze, pensare alle conseguenze. La vita non è un frame, non è una serie di sequenze, sono infinite frequenze, profonde conoscenze in ogni essenza dell'essere. E in quell'attimo prima di dormire, ciò che tengo più nascosto vuole uscire. E in quell'attimo prima di dormire, tutta la vita mi passa avanti e vuole dire che e in quell'attimo prima di dormire, ciò che tengo più nascosto vuole uscire. E in quell'attimo prima di dormire, tutta la vita mi passa avanti e vuole dire che e in quell'attimo prima di dormire, ciò che tengo più nascosto vuole uscire. E in quell'attimo prima di dormire, tutta la vita mi passa avanti e vuole dire che e in quell'attimo prima di dormire, ciò che tengo più nascosto vuole uscire. E vuole dire che, lo vuole dire a te, lo puoi capire se lo ascolti dentro te. E vuole dire che, lo vuole dire a te, lo puoi capire se lo ascolti dentro te. E vuole dire che, lo vuole dire a te, lo puoi capire se lo ascolti dentro te. E vuole dire che, lo vuole dire a te, lo puoi capire se lo ascolti dentro te. E in quell'attimo prima di dormire, come anche nella vita, tutti quanti abbiamo bisogno di sognare, di cercare il più possibile di percorrere la strada per raggiungerlo, insomma. Perfetto, allora Max, io mi permetto anche di segnalare a chi ci sta ascoltando il tuo sito ufficiale, che è www.strikemc.com, dove magari si possono trovare altre informazioni che ti riguardano. Io a questo punto ti lascio il consueto spazio per l'appello di Provini, di conseguenza puoi parlare con chi vuoi tu, discografici, ascoltatori, amici, parenti, qualcuno in particolare, fai tu Max.